Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento delle 12 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Buon mercoledì 16 di settembre. Siamo pronti per questa nuova giornata, come sempre, da condividere, per condividere le nostre storie che parlano di eccellenze del territorio. Oggi arriveremo nel meraviglioso territorio di Catania per raccontare due storie di due grandi imprenditori e parleremo, infatti, secondo me oggi avremo una grande fetta di ammiratrici perché parleremo di scarpe. Un calzaturificio storico proprio nel cuore di Catania. Sono 100 anni da raccontare, con una storia bellissima che farà proprio la protagonista, che è Luciana Cavalli. Ed ancora siamo nel territorio di Catania, ci sposteremo a Piano Tavola. A Piano Tavola, dove conosceremo un importante imprenditore, si parla di arredamento. E la cosa bella è che anche qui si parla di un'azienda storica, un'azienda che esiste dal 1960, tanto racconto e soprattutto quello che ancora oggi rimane una tecnica di lavorazione che parte proprio dal tradizionale, perché ci racconterà questa storia di famiglia di questa azienda ed è Salvatore Messina. Noi iniziamo nel nostro consueto modo ringraziando ognuno di voi e quindi grazie 254.305 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Io Compro Siciliano continua a raccontare la Sicilia con quella che è la qualità, l'identità e la provenienza, che sono tre elementi fondamentali che caratterizzano Io Compro Siciliano. Sapete, ormai abbiamo il nostro marketplace che rappresenta proprio il nostro lifestyle, il Made in Sicily, sono oltre 50 aziende, circa 2000 articoli che troverete www.iocomprosiciliano.com, e con quella che poi è come sempre la voglia di viaggiare nel territorio, con bellissime ricette anche curate dal nostro mitico Francesco Caravello in collaborazione con lo chef Mariano Carbonetti, che fa parte poi del team di lavoro ormai di Io Compro Siciliano. E a proposito di team di lavoro, permettetemi di ringraziare in regia Paolo Gatto, volevo ringraziare la redazione tutta con Marzia Monreale e tutti coloro che lavorano per portare avanti questa grande identità del gruppo di Io Compro Siciliano. Oggi mi piace soffermarmi un po' su quello che è l'elemento gentilezza. L'elemento gentilezza, forse ne abbiamo anche parlato in qualche puntata proprio con uno dei tre fondatori. La gentilezza è un elemento che caratterizza i rapporti personali, ma devo dire che la gentilezza è anche quella che fa spesso creare connessioni anche nel mondo lavorativo. Forse proprio la gentilezza è la chiave che accomuna questi due ospiti di oggi, perché Io Compro Siciliano proprio lo scorso weekend è andato in giro per la Sicilia per raccontare, come sempre, le storie dei nostri imprenditori, delle nostre eccellenze, dei nostri artigiani, dei nostri prodotti, delle nostre strutture, perché sapete che per noi è anche importante parlare di esperienze, di emozioni, di tour in Sicilia, e abbiamo proprio conosciuto Salvatore Messina è questo imprenditore che vorrei subito presentarvi, perché è da questa gentilezza che poi nasce la connessione con Luciana Cavalli. Signore e signori, iniziamo questo live di mercoledì 16 settembre invitando in diretta Salvo Messina. Ciao, Buongiorno Salvatore. grazie per le belle parole. E intanto complimenti chiaramente per la vostra trasmissione, ma soprattutto per la vostra iniziativa
che devo dire è veramente utile alle aziende siciliane. Potete dare veramente uno slancio in più a noi artigiani che operiamo nella nostra zona. Grazie per l'invito. Grazie a te Salvatore. Allora Salvatore, dicevo proprio adesso che la gentilezza è stato poi un elemento fondamentale nella nostra conoscenza. Io compro siciliano, era sul territorio di Catania e siamo venuti in visita proprio per raccontare poi la storia di quella che è la tua azienda nella tua grande fabbrica. Parliamo di arredamenti. Ciò che mi ha molto, ma molto colpito, devo dire, è che noi siamo venuti in un giorno in cui naturalmente c'era la chiusura dell'azienda e quindi abbiamo visitato ogni angolo e ciò che è venuto fuori in ogni angolo è il racconto della storia poi vostra. La vostra è un'azienda di famiglia, tutto parte nel 1960, adesso ci arriviamo, ma la cosa bella è che nonostante ci sia la seconda generazione che abbraccia poi la terza e quindi c'è questo percorso familiare, questo racconto familiare, non si è assolutamente perso, nonostante poi la modernizzazione dei sistemi, l'innovazione dei sistemi che è fondamentale, ma non si è perso il modo tradizionale di seguire le varie fasi, perché voi poi lavorate, rifinite a mano, ci sono proprio questi angoli bellissimi della tua azienda che abbiamo scoperto con te. E quindi mi piacerebbe poi durante questo racconto e durante questa intervista che questo venisse fuori. Ma accade anche questo, che durante la visita nella tua azienda, parlando con gentilezza, con la voglia di raccontare la nostra Sicilia, il discorso è caduto, poi la conversazione è caduta su un'altra bellissima eccellenza del territorio. Perché? Tu dicevi, ma conoscete Luciana? Luciana Cavalli? Avete mai sentito parlare di questo calzaturificio storico? 100 anni di scarpe esclusive? E beh, allora signori, permettetemi quest'oggi di far entrare con noi in diretta anche Luciana Cavalli. Ciao a tutti. Ciao Salvo, Luciana, grazie, grazie mille, grazie della vostra disponibilità e soprattutto grazie Salvo che è un grandissimo amico, veramente. Grazie per essere con noi. Allora Luciana, noi siamo venuti a visitare anche la tua azienda grazie proprio a Salvatore, il quale anzi io addirittura ho avuto la possibilità di indossare delle scarpe meravigliose, che è stato un tuo regalo bellissimo. Mi ha fatto molto piacere. La particolarità legata a questa sicilianità che viene fuori dalle tue collezioni. Però Luciana, partiamo proprio da Salvatore per arrivare poi a te, al tuo racconto. Salvatore, la tua è una storia che parte pressappoco, siamo negli anni 60, giusto? Beh, in realtà nasce anche prima, perché il percorso di nascita di un'azienda come la mia è difficilissimo individuare il giorno della sua nascita. In realtà mio padre era un artigiano intagliatore e da piccolo, diciamo, terzista, chiaramente cominciò la sua attività a 12 anni, a 13 anni, come si usava in quel periodo. Mio padre era del 35, quindi diciamo subito dopo nel dopoguerra cominciò a fare i suoi lavori di piccolo artigiano, poi cominciò a crescere, fece una sua bottega, quindi diciamo che noi orientativamente facciamo risalire la nascita della nostra azienda negli anni 60, perché mio padre cominciò a produrre per conto terzi nelle strutture in legno per i divani. E quindi diciamo che quella è la data, ma in realtà è una nascita che possiamo fare coincidere con l'inizio lavorativo di mio padre, quindi negli anni quando finì la guerra cominciò questa attività. E noi abbiamo cominciato, io e mia sorella abbiamo intrapreso questa attività, abbiamo chiaramente partecipato, lavorato insieme a mio padre per tanto tempo, poi purtroppo mio padre è venuto a mancare e noi abbiamo proseguito l'attività. E ora stiamo cercando di preparare la terza generazione, chiaramente sperando che la voglia, penso, nei ragazzi ci sia,
occorre che ci siano anche i presupposti ambientali, diciamo, per proseguire. Per ambientale intendo dire che lo Stato si renda conto della ricchezza che noi rappresentiamo e ci dia, non dico una mano a sopravvivere, ma non ci crei delle difficoltà e degli ostacoli per scomparire. Faccio notare soltanto una cosa: negli anni '80 a Catania erano presenti tantissime attività come la nostra, anche più grandi, cito tra tutte la Mediterranea Mobili, che occupava oltre 120 dipendenti. 120 dipendenti, scusate, arrivano certe volte le telefonate, sono in collegamento non importa. E quindi sì, oggi diciamo che purtroppo siamo rimasti da soli. Il nostro problema principale per mantenere quello che in modo egregio hai espresso, cioè coniugare la tecnologia moderna con le arti antiche, l'artigianato tradizionale, non è tanto nel trovare macchine a controllo numerico, sistemi innovativi, ma appunto avere delle maestranze che siano capaci di continuare quella che la tradizione catanese, siciliana, italiana in genere ha reso famosa l'Italia nel mondo. Io mi batto sempre anche a tutti i livelli per cercare di far comprendere che le industrie 4.0 sono delle condizioni necessarie per la sopravvivenza, ma per avere il surplus e valorizzare ancora le nostre capacità occorre la formazione dei giovani nelle arti e nei mestieri tradizionali. Le mani sono inimitabili, la tecnologia purtroppo non solo la copiano, ma ormai alcuni paesi sono ancora più avanti di noi. Pertanto noi possiamo sopravvivere soltanto se manteniamo una tradizione nella manifattura che altri possono copiare, ma sicuramente non saranno alla nostra altezza. Salvatore, mi fermo proprio sotto questo aspetto che stavi adesso dicendo e spiegando. Ciò che fa la differenza è proprio la nostra storia nel raccontare i nostri mestieri. I mestieri antichi, tu parlavi poi di formazione, devo dire spesso ne parliamo, è un altro dei punti importanti e fermi Io Compro Siciliano, è proprio legato alla formazione e attenzionare quello che è i giovani e portarli verso gli antichi lavori e gli antichi mestieri. Devo anche dire, noi abbiamo avuto proprio qualche giorno fa alcuni giovanissimi imprenditori, c'è molta attenzione da parte dei giovani e questo lascia veramente tanto ben sperare, perché c'è la voglia di rimanere a costruire qua nella nostra bella Sicilia. E tu adesso stavi dicendo è importante non perdere mai nel processo di industrializzazione quella che poi invece è quello che noi sappiamo ben fare, che è portare in opera gli antichi mestieri. E qui mi sposto a Luciana Cavalli, anche lei ha una storia lunghissima da raccontare, si parte veramente da tanto lontano. Luciana è un'appassionata d'arte, pensate, la sua formazione si sviluppa poi a Milano e lei poi sente il bisogno di ritornare. Ma partiamo un attimino da quella che è la storia di famiglia. Quando inizia, Luciana? Perfetto, guarda, io qui vicino, infatti la sposto, ecco qua. Questa è la foto di mio nonno, vedete? 1930. Ecco, mio nonno produceva scarpe fatte a mano, come una volta, aveva 12 operai. Figurati che un operaio serviva solo per addrizzare i chiodi, perché allora costavano tantissimo e non si poteva sprecare neanche un chiodo. Quindi parte da lì, però i figli naturalmente di mio nonno non hanno portato avanti questo mestiere. E io da nipote si può dire che ho iniziato da zero, quindi facendo gli studi, 5 anni dell'Istituto d'Arte e dopo 2 anni alla Marangoni di Milano. Quando sei alla Marangoni e sei un elemento valido, ti collocano subito in uno studio stilistico importante. Credimi, avevo uno stipendio esoso, però io da buon terrona sono scesa perché io credo tantissimo nella nostra Sicilia. Se tutti ce ne andiamo, qui chi rimane? Infatti io sono sempre a dire ai giovani: chi ha passione la deve proprio coltivare nella propria città, nella nostra Sicilia. E credetemi, ci riuscirete. È bellissimo quello che dici.
Sì. Sì, sì, ma è una cosa che porto sempre avanti con tutti i ragazzi che tutti vogliono andare via, alla prima difficoltà scappano via. Ma non è così, credetemi, è molto dura, perché ci ho messo 40 anni della mia esperienza e ancora prima mio nonno. È difficile in Sicilia, come diceva Salvo, anche da noi c'erano 350 fabbriche a Catania. Sono rimasta io da sola, come anche a Palermo, perché c'era un polo calzaturiero in Sicilia, invidiabile, dalle Marche, da Stra, era il più grosso d'Italia, anzi il più grosso d'Europa in Sicilia. Però purtroppo, naturalmente, nessuno è andato avanti e quindi hanno chiuso tutte le aziende. Questo dispiace moltissimo. Però la Luciana, vera però dobbiamo scarpa... ripartire più forti di prima, Sì, io proprio cercando sono di... convinta, sono convinta. Dobbiamo partire più forti di Sì, prima, lo dico anche a Salvatore, tra l'altro concentrandoci proprio sulle nuove generazioni, che devo dire oggi, e mi è capitato davvero di intervistarne tanti, stanno molto, ma molto attenzionando questo e quindi io sono fiduciosa assolutamente. Senti Luciana, tu sì, torni in Sicilia, se sì. non erro erano gli anni Gli anni 80. 80, 80, Sì, sì, perfetto. Torno in Sicilia e naturalmente lo sai benissimo che a scuola insegnano solo teoria e pratica zero. Quindi ho iniziato da zero a cominciare a tagliare a mano, a cucire a mano. Poi negli anni 90 ho conosciuto mio marito e quindi è stata molto più facile con un uomo accanto e che quindi ama anche il tuo mestiere come lo amo anch'io. E insieme abbiamo costituito questa azienda. Io nel frattempo mi muovo perché mi fa piacere che vedete quello che abbiamo farci costruito visitare la tua in tanti azienda. anni. Sì, 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 in tanti anni quello che abbiamo fatto. Quindi produciamo tutto a mano come una volta, come faceva mio nonno, tutto fatto a mano. Naturalmente non addrizziamo i chiodi, oggi si possono comprare, quindi vi faccio Senti vedere un Luciana, po'. voi realizzate qualsiasi tipo, io dico qualsiasi sogno lo rendete realizzabile. Tu mi Sì, facevi sì, vedere proprio l'altro giorno quando sono venuta in azienda da te, ma tutto sì. significa dalla pelle piuttosto che Sì, tutto. qualsiasi Noi facciamo gioiello, tante, qualsiasi sì, noi tutto. facciamo tantissime scarpe su misura, perché credimi, ci vengono da tutta Italia per le misure piccole. Noi facciamo 30, 31, 32, altrettanto 42, 43 e 44. E ci vengono da tutta Italia perché non riescono a indossare una scarpa da donna con un tacco, con un plateau. E quindi io vedo nei loro occhi la gioia di indossare un paio di scarpe col tacco, che è impossibile un numero 32 o 33, giusto? Poi facciamo tante scarpe da sposa, da cerimonia, con tanti gioielli che vi faccio vedere. Eccoli, esatto. Quindi Insomma, qualsiasi sogno personalizzato. diventa realtà. Guardate un Sì, po'. qui diventa realtà, credetemi, perché qualsiasi scarpa vengono con delle scarpe strane e riusciamo a realizzare il sogno della loro vita, avere una scarpa particolare e unica, credetemi, Senti unica, perché non la Luciana, troverete un'altra uguale. ci sono dei Sì, messaggi che vorrei leggerti. Allora, sì, uno è Davide Morici, uno dei tre sì, fondatori. sì, sì. Eh, allora, Davide dice: complimenti alle grandi eccellenze presenti oggi. Bisogna supportare e promuovere l'artigianato attraverso iniziative di programmazione e formazione. Noi di Io Compro Siciliano stiamo creando un volano imprenditoriale che farà da traino per tutta l'economia siciliana. Questo era poi un po' quello che dicevo poc'anzi, cioè quello che è un elemento di focalizzazione proprio su quella che è la formazione dei giovani. Il Faraone Sì, Palermo, che è un nostro carissimo amico, dice: Luciana è un bellissimo esempio di non arrendersi mai e credere sempre nell'amatissima Sicilia e per i giovani di non abbandonare la Sicilia. Onore a lei. Adesso leggo ancora grazie, qualche altro grazie. messaggio, però c'è un messaggio che vorrei fare dedicato a Toti Mancuso. Tutti i siciliani conoscono Toti e Totino, conosciuti perché Sì, presenti in tutte le reti siciliane, poi diciamo che sono veramente due grandi artisti. E proprio ieri ho letto in uno dei messaggi scritto nei video party un messaggio di Toti Mancuso. Toti, un grandissimo bacio
solamente per te, grazie per questa dimostrazione d'affetto. Tra l'altro proprio Toti e Totino sono stati ospiti dei nostri live e ci sono dei progetti che adesso non posso proprio dire. Allora, Dora Mirabello saluta Amalia Lopinto, buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, felice giornata. Il Faraone Palermo dice: buongiorno carissima Katiuska, Salvatore e Luciana, che sono due eccellenze siciliane di tradizione. Luciana ha una bella fama anche all'estero, come giusto che sia, due grandi orgogli siculi. Giusy Ingoglia, buongiorno. Mauro Todaro e il suo Gogol, ciao grande Mauro, intervista prossima settimana. Ancora Selina Alcala, buongiorno Katiuska, sempre al top, e anche Selina Alcala, una nota su di lei. Céline è una ragazza francese e una guida, ormai da qualche anno vive in Sicilia ed ama promuovere la nostra terra veramente con grandissimo amore. Quindi grazie Céline. Grazie a tutti gli amici che ci scrivono, grazie a Domenico Scarano, grazie a tutti gli amici che scrivono anche nei nostri video party, ma torniamo adesso un attimino da Salvatore, Luciana, perché altrimenti questi uomini poi si sentono... È vero, li trascuriamo. Allora, Salvatore, io dicevo, mi soffermerei molto, tu lo hai detto anche un po' raccontando la storia. La tua azienda si basa molto su quello che poi sono le tecniche di lavorazione, quelle antiche, quelle vere, quelle proprio di una volta. Io vedevo proprio angoli della tua azienda dove ci mostravi gli attrezzi del mestiere. Scusa, io dico a mio figlio di chiamare Michele. Forse è arrivata qualche chiamata. È arrivata una telefonata nel frattempo. Ripeti, per favore. No, dicevo che l'altra volta venendo in visita nella tua azienda abbiamo visto come tu ci spiegavi, e noi tra l'altro vedevamo proprio gli attrezzi del mestiere, perché le tecniche di lavorazione sono poi quelle antiche. Sì, chiaro. Noi cerchiamo di coniugare, come già abbiamo detto, la nuova tecnologia. Abbiamo diverse macchine a controllo numerico, anche molto sofisticate, però poi tutti i nostri prodotti vengono rifiniti manualmente. Questo perché solo le mani riescono a realizzare quello che noi ci prefiggiamo. La macchina è una valida collaboratrice, ma non può sostituire l'uomo. Quindi la saggezza consiste nel sapere miscelare l'aiuto della nuova tecnologia con le rifiniture manuali, decorazioni, intaglio, intarsio, la tappezzeria. Queste sono delle attività che l'uomo deve realizzare con le sue mani per rendere unico l'oggetto che realizza. La produzione meccanizzata con le macchine a controllo numerico renderebbero l'azienda uguale a quelle magari che ci sono sparse nel mondo, e quindi il nostro Made in Italy tanto famoso non potrebbe mai sopravvivere. Però questo Salvatore, a proposito di Made in Italy, mi piacerebbe che tu dicessi ai nostri anche amici, ai nostri ospiti, voi avete fatto nel corso dei vostri tanti anni di esperienza aziendale anche delle scelte che poi sono scelte molto forti, nel senso che voi producevate prima anche per grandissime aziende importanti e note, poi arrivato a un certo punto avete scelto invece di portare avanti una vostra scelta aziendale, ripeto, con grandi sacrifici anche. Sì, vabbè, i sacrifici si fanno sempre quando si fa il nostro mestiere. Comunque il discorso è semplicissimo. Noi ci siamo resi conto di avere le possibilità e le capacità di fare meglio degli altri. Siamo un po' forse presuntuosi, vabbè, allora mi muove, almeno come gli altri. Per cui i nostri clienti, che erano tutti localizzati, sono anche oggi localizzati nella zona della Brianza, Veneto, Marche, Pesaro, quindi Toscana. Diciamo che alla fine ci siamo resi conto che quello che facevano gli altri possiamo farlo anche noi, e quindi abbiamo creato una nuova linea per non mischiare e per non fare confusione tra i semilavorati e il prodotto finito. Il marchio è Excedra Furniture, che noi utilizziamo soprattutto per l'esportazione. La nostra azienda esporta dall'80 al 90% della sua produzione. Siamo una piccola azienda, ma siamo presenti in tantissimi mercati del mondo.
dalla Russia ai paesi della vecchia Unione Sovietica, quindi Uzbekistan, Kazakistan. Tra l'altro in Uzbekistan abbiamo realizzato una joint venture l'anno scorso, purtroppo col Covid è un progetto che in questo momento è in stand-by perché non possiamo viaggiare. Quindi siamo presenti in Kazakistan, nei paesi del Golfo, quindi Dubai, Qatar, Oman, Arabia Saudita. In Corea siamo presenti negli Stati Uniti. Siamo una piccola azienda che da sempre esporta e crediamo molto nel mercato estero. È chiaro che questo è un progetto molto ambizioso e deve essere purtroppo supportato, cioè la sola azienda non può affrontare mercati esteri senza un ambiente in cui vive favorevole. Io mi riferisco principalmente alle politiche che mette in atto il nostro Stato, il nostro governo, che purtroppo le vedo spesso non coerenti con queste logiche, anche se magari dovrebbero esserlo. Salvatore, noi dobbiamo sicuramente una cosa che viene fuori è che dalle scelte anche forti alle volte c'è, come dire, la svolta anche delle aziende stesse, nel senso che dobbiamo cercare prevalentemente con quello che è l'impegno imprenditoriale, accompagnato da tutto un sistema che chiaramente ne crei anche il tessuto sociale ed economico, di arrivare il più lontano possibile. Anche la scelta di Luciana è stata questa, lei si è dedicata assolutamente, anche lei ha fatto la scelta di dedicarsi esclusivamente alla sua vendita, alla sua produzione, alle sue collezioni. Tra l'altro io inviterei tutti gli amici di Un Compro Siciliano a visitare entrambe le pagine, sia di Salvatore Messina per tutto quello che concerne l'arredamento, e troverete sicuramente quello che fa il caso vostro, e tra l'altro Salvatore realizza manualmente anche secondo i vostri progetti, e lo stesso vale per Luciana. Luciana, anche lei realizza ogni vostro sogno. Non abbiamo avuto modo di vederlo, però Luciana è veramente tanto dedicata alla sicilianità, nelle scarpe, nelle borse, ci sono tanti elementi, la pittura fatta a mano sui tacchi, piuttosto che veramente delle tecniche di lavorazione antiche, bellissime, quindi vi invito a visitare le pagine sia di Luciana Cavalli che di Salvatore Messina. Bene, grazie. L'ultima cosa, io e Luciana, diciamo, a livello lavorativo ci siamo fidanzati un po', quindi se Luciana magari, visto che c'ha nel suo atelier, potesse far vedere quello che abbiamo realizzato insieme, ispirandoci anche alla sarebbe una bella... qualcosa? Allora, stiamo vedendo una bellissima sedia, e tra l'altro diciamo queste sedie sono proprio realizzate da Salvatore. Guardate che meraviglia, adesso guardate un po', cioè quando diciamo che la qualità, la sicilianità, quando parliamo di identità, guardate che cose meravigliose. E che rappresentano veramente tutto, cioè in ogni aspetto. Guarda, fai vedere anche la vespa. Guardate, quando andate da Luciana, guardate un po' cosa trovate. Quando vi dico che la sicilianità è un elemento distintivo, ma poi anche nei piccoli accessori, Luciana, perché da lei troverete veramente tutto, anche nelle piccole cose, anche non so, gli orecchini, dagli orecchini a quelle che sono le collane, gli abiti, quindi e la cosa bella è che come sempre si crea rete, no, Salvatore? Si crea rete perché guardate le sedie, torniamo proprio alla collaborazione, guardate che meraviglia, guardate, queste sono realizzate da Salvatore Messina in azienda, e guardate l'esposizione, viene proprio qui, è tutto il mondo di Luciana, veramente. Guardate, quando vi dicevo che è bello conoscere, raccontare le storie, guardate, tanti particolari che ci raccontano. E pensate un po' anche a quello che agli occhi dei visitatori rappresentano queste meravigliose realtà.
Noi in questo mercoledì 16 abbiamo voluto raccontare Luciana Cavalli e Salvatore Messina. Domani, giovedì, continueremo a viaggiare. Domani abbiamo la consueta rubrica Chiedimi pure a cura di Davide Morici, e domani avremo un ospite eccezionale perché sarà con noi la dottoressa Claudia Segre. Avete sicuramente sentito parlare di Global Thinking Foundation, si parlerà di donne. Ci sarà una 3 giornate a Palermo e domani seguite quindi la nostra puntata. Bene, signori, noi salutiamo Luciana Cavalli, salutiamo Salvatore Messina, ma lo facciamo nel nostro modo. Gentili ospiti, potreste per favore avvicinarvi alla camera? Sì. Adesso dovreste ripetere con me: io compro siciliano. Ci piace, grazie per essere stati con noi. Ad Maiora, chiudiamo come sempre, ringrazio Paolo Gatto in regia, chiudiamo sempre con il nostro video istituzionale. Portiamo avanti la nostra identità. Ciao, a domani! Arrivederci.